proveniente da Beirut via Atene. Attenzione prego, il signor Giorgio Pisani, ripeto, il signor Giorgio Pisani è pregato di recarsi alla redazione della società MEA per comunicazioni che lo riguardano. MEA Airlines announces the flight to number 404. Sono Giorgio Pisani. Ho sentito che c'è una comunicazione per me. Oh sì, c'è questo messaggio. Grazie. Pronto? Ciao Erika, come stai? Tutto bene davvero? I dolori sono passati? Ah sì, certo che sono felice. Come sola? Ma non c'è zia Marta con te? Non puoi restare solo nelle tue condizioni. Vengo subito. Erika? Quando sono ricominciati? Allora chiamo Lidia. No, lascia, ci penso io. D'accordo, ma tu sta calmo. Pronto? No, la dottoressa Franzi non è in clinica. No, non saprei. Va bene. Appena viene le dico che ha telefonato. Per favore, si sbrighi, venga. Stia calmo. Lei come padre mi piace poco, sa. Troppo allarmista. Dico, non sarà il primo prematuro che viene al mondo, no? Ma anche come parto normale si presentava difficile. Vabbè, tanto di cappello alla dottoressa Franzi, che non ho l'onore di conoscere. Ma poi guardi che certe volte gli specialisti... Mi dica, non c'è nessuno con No, nessuno. In casa abbiamo una zia, ma oggi è andata in paese. Ma è l'auto di Lidia. Chi è? Ah, sì, è la dottoressa Franzi. Ha visto? Meno male. Venga. Ha visto che non era il caso di drammatizzare? Prego.
Sua moglie le avrà dato già un bel bambino e lei risparmierà il mio onorario. Allegramente, papà. Erika! Dona le anime dei peccatori, affinché ottengano con preghiera l'esistenza che hanno sempre desiderato per Cristo nostro Signore Gesù. La pace eterna dona loro, Signore, e la luce perpetua risplenda per loro. Riposino in pace, così sia. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta. Ma i signori non lo portano più il lutto. Benedetta il frutto del seno di Gesù, Santa Maria, Madre di Dio. E Giorgio? E lei ha parlato molto bene in chiesa, padre, e non ha fatto certo economia di parole, anzi. Sono il fratello della defunta, mia moglie. Padre, qualsiasi occasione è buona per comportarti da imbecille. Mi andava di sentire un altro Io ti ho predica. sempre avuto nel mondo. Voi eravate una coppia cristiana come la intendo io, ma sì, anche se tu non credi in Dio. Voi due credevate nell'amore e vostro figlio è nato da un atto d'amore. Questo figlio che Dio ha voluto lasciarti è il tuo domani, tuo e di Erika. Queste cose non le avevo dette in chiesa. Ho voluto dirle soltanto a te. Grazie. Va, mi guido io. Non ho intenzione di andare a raggiungere mia sorella. Caso disperato, caso ideale, secondo il mio punto di vista. Certo, la soddisfazione sarà maggiore quando riusciremo a salvarlo. No, bella mia, ma è il contrario, è il contrario. Caso ideale perché questo se ne va. Ecco, è così, buonanotte. Dottoressa. Dottoressa, lei non sa ancora forse qual è il terribile dilemma che assilla il mio spirito. Una di queste sere la invito a cena e così le farò aprire questi suoi splendidi occhi davanti alla realtà che assilla il genere umano. Siamo troppi, mia cara, troppi siamo. Se continuiamo a crescere e a moltiplicarci come facciamo ora, verrà un giorno in cui saremo 2 persone su ogni metro quadrato. E sa cosa vuol dire questo? Che staremo così, stretti, eh? La soluzione sa qual è? Le sacre scritture. È semplice. Erode, la strage degli innocenti. Sì? È il padre. Lei è il padre. Complimenti. Scherzavo naturalmente, avrà capito, è un paradosso il mio. Faremo il possibile per il bambino. E faremo anche l'impossibile. Arrivederci. Non badare a quello che dice. È un gigione come un po' tutti i primari, ma come pediatra è bravissimo. Anzi, uno dei migliori pediatri in Europa. Vedi, Lidia, se quel bambino dovesse morire, sarebbe come se Erika mi morisse una seconda volta. Stai tranquillo, il bambino vivrà. Vuoi aspettare nel mio studio? Sì, certo. Portatelo qua. Vediamo che cos'ha questo, che cos'ha, vediamo, ha il nasino chiuso. Portatelo di là, portatelo di là. Metteteli delle goccette, male non gli fanno.
Cos'è questa stupidaggine che io non sarei capace di avere figli? Chi ha fatto questa diagnosi idiota? Come hai fatto ad avere quella cartella? Che importa adesso? Ma io devo saperlo! E va bene, stava qui sul tuo tavolo e io l'ho aperta. Ma ora ho diritto a una spiegazione. È la verità, Giorgio. Quella che hai letto. Sarai l'uomo più virile del mondo, ma non sei in grado di procreare. Ma come? Quando io ed Erika ci sottoponemmo alle analisi, ci dicesti che eravamo normali. Quando voi due vi siete sposati, ero già da 2 anni la moglie di Fabrizio. E ormai conoscevo bene quel bigotto del padre e il suo moralismo. Avere figli per lui era una condizione. E tu lo sai, pretese tanto di analisi. Io ero molto affezionata a te e a Erika. Sapevo che il vecchio si sarebbe opposto se avesse saputo la verità. Così ho fatto di testa mia. E vi ho mostrato una cartella falsa. E quindi il bambino non è mio. Le ripeto che ho preso la cartella del signor Pisani perché il professore voleva vederla. Poi l'ho rimessa a posto. A posto dove? Sulla mia scrivania, alla portata di tutti, in bella mostra. No, nell'armadio. E sono sicura di ciò che dico. Ed è quello che ripeterò al professore, se ha intenzione di parlarne. Già, il professore, certo. Vada, signorina, vada pure. Buongiorno, master. Ha notizie del bambino? Sono cambiata. Perché? Mi sento così diversa, felice. È un po' anche merito mio. Certo, è anche merito tuo. E te ne sono grata. Ma ci pensi, Giorgio? Avremo un figlio. Avremo un bambino tutto nostro.
ci pensi, Giorgio? Avremo un figlio. Avremo un bambino tutto nostro. Buonasera. No, no, non si muova. Chiamo qualcuno della clinica. No, non c'è bisogno, grazie. Ne è sicuro? Sicurissima. Ma se proprio vuoi fare qualcosa per me, accompagnami a casa. Sai, cerco di leggere molto per conoscere meglio vostra lingua. Con gratitudine e simpatia, Giorgio Pisani. Ma non capisco, ci siamo conosciuti ora. Perché con gratitudine e simpatia? Perché sono i lettori che mi danno da vivere comprando i miei libri. Pensa che questo libro l'ho comprato perché credevo fosse un libro sexy. In Italia ho conosciuto uomini d'affari, calciatori, registi, preti, attori e anche un ministro checca. Tu sei il primo scrittore che ho conosciuto per caso. Tutte le persone che conosco dicono: io grande sarto, io grande regista, io questo, io quello, io posso fare questo e quello per te. Ma la verità è una sola: venire a letto con me. Qui da voi hanno un grande successo le straniere, perché credete che siano tutte mignotte. Io no. Vedi? È piuttosto carino qui, no? Paga tutto il mio amico, così quando uno mi piace, Tiffany non va a letto per soldi. Più bello, no? E il tuo amico che pensa? Che gli sei fedele? Certo. È così facile ingannare voi uomini. Un colpo solo, inferto dal basso verso l'alto, dal clitoride allo sterno. E per di più era incinta. Sta scritto anche qui. E tu? L'hai interpretato? No. Ah. Comunque tutto fa pensare che l'assassino è venuto qui senza l'intenzione di uccidere. Palumbo. E datti da fare, su. Altrimenti avrebbe portato con sé qualche cosa di più adatto di un tagliacarte. È una cosa che non riesco a capire. E poi, perché devastarle il ventre in quell'orribile modo? Tu pensi che c'entri il fatto che aspettasse un bambino? Io sarei pronto a scommetterci. È venuto oggi? Buongiorno, dottore. Sì, sta girando in pista. Lo può attendere ai box.
L'ammortizzatore posteriore destro è troppo duro. Per poco non mi mettevi sotto. E tu non metterti lì. È un bel pezzo che non ci si vede. Credevo di trovarti al funerale di Erika. Mi hanno dimesso il giorno dopo. Mia sorella dovrebbe averti lasciato una busta. Mi risulta che l'abbia detto a Lidia. O almeno ha detto che aveva intenzione di farlo. Poveretta, si vede che se l'aspettava. Sono cazzi che non ti riguardano. Ma come? Uno viene qui convinto di farti un favore e tu... Non voglio favori da te. E levati dai coglioni. Pronto? Ecco, questi sono i tempi. Ah, sì. A posto. Che stronzo. Ah, è lei. Che fa qui? Ma da dove è entrata? Dalla porta secondaria, volevo vedere mio figlio. Beh, ha visto come si sono schiarite le unghiette? È un buon segno, sa. Non ha parlato col professore? No. Beh, io non le ho detto niente, eh. Mi scusi, sa, ma non può restare qui a quest'ora. Se il professore lo sapesse, se la prenderebbe con me. Certo, capisco. Chi è? Passami Oriana, per favore. Sì, subito. Oriana, il capo. Grazie. Sì? Ok, vengo subito. Sì, insomma, si tratterebbe di una rubrica scandalistica. Ma c'è una cosa che non capisco. Perché è venuta a proporla a me? Perché lei la conosco. Non direi. Non sono poi così ingenuo da mettere il giornale a disposizione di qualcuno che pensi di fare dei ricatti. Io? Ricattare? Grazie alla previdenza di mio padre e alla sua tempestiva di partita, ne ho abbastanza da vivere senza problemi. No, direttore. Vede, io avevo iniziato una brillante carriera in diplomazia. Dalla quale l'hanno buttata fuori. Ecco, appunto. Quello che cerco è un rilancio nella vita sociale. Se spera di ottenerlo gettando fango addosso al prossimo. Il giornalismo è un mestiere spietato. Non dovrei essere io a insegnarlo a lei. Ah, su questo ha ragione. A me lei non può insegnare assolutamente niente. Non ci sono dubbi. E va bene. Troverò qualche suo collega con meno scrupoli. E così sarà un altro giornale ad aumentare la tiratura. E io mi morderò le mani. Ciao Fabrizio, che ci fai qui? Volevo offrire la mia collaborazione al giornale, ma è stata una sciocchezza. Se ospita i tuoi articoli, non ha certo posto per i miei. Certo, noi non seguiamo la stessa strada. Giusto. E tu prosegui sulla tua e mi raccomando, non abbandonare il binario della moralità. Ehi, che ti succede oggi? Sembri una miracolata. In un certo senso lo sono. Ah sì, e di che si tratta? Adesso non posso. Mi ha chiamato il capo e mi è sembrato un po' nervoso. Non ti preoccupare, sono stato io a farlo incazzare. Buonasera. Ciao, Oriana. Cara Oriana, ho una bellissima notizia per te. Ah sì? Hai tanto insistito per una corrispondenza dalla Cambogia che sei stata accontentata. Quindi prepara pure le valigie e parti. Anche domani se vuoi. No, mi dispiace. È vero che l'ho desiderato tanto, ma ora non posso più partire. E perché? Perché non è tanto difficile da spiegare. Ieri pomeriggio ho saputo che aspetto un figlio. È una cosa che ho sognato da tanti anni. E ora non lo so, ma mi sento diversa. Mi sento un'altra donna. Come un'altra donna? Non lo farai mica domani, il figlio. Tu puoi capirmi meglio, Giorgio. Sarà che è la prima volta che mi trovo a vedere la vita come invece la vedi tu. Io che ho pensato sempre solamente agli articoli sensazionali,
ho improvvisamente scoperto che nella vita ci sono anche altre cose che valgono. Mi capisci, vero? Sì. Sentite, ragazzi, siamo perfettamente d'accordo. Questi sono dei gran bei discorsi, ma a questo punto in Cambogia qualcuno ci deve andare a fare il servizio. Vacci tu, Giorgio. Io? No, no, no. E perché no? 20 giorni, condizioni favolose, e ti distrai un po'. Sono certo che ti farebbe molto bene. No, no, mi dispiace, ma non è possibile. Non posso lasciare mio figlio. Ma tu a tuo figlio non puoi fare niente adesso. Per il momento ci pensano i medici. Ti prego, non insistere, davvero. Non desidero allontanarmi, non per adesso. Allora, io me ne vado. Ciao, ci vediamo. Ciao. Allora, qual è questo miracolo? Aspetto un figlio. Oh, magnifico. E chi sarebbe il padre? L'uomo che sposerò tra 15 giorni. Bene, ti auguro che il frugoletto dia tante soddisfazioni a mamma e papà. A dire la verità, mi accontenterei che non somigliasse a uno come te. Ti sbagli. Anch'io ho dato una bella gioia ai miei genitori. 9 mesi prima che nascessi. Ci credo. Ciao, sono Oriana. Senti, quella ragazza straniera assassinata, sono parecchi giorni che... Tu dici? Ma... Senti, mi fai un favore, ma non sarebbe possibile farlo scrivere a un altro? Io ci ho provato, sai, ma proprio non me la sento. Già, forse per quello, non ci avevo pensato. Grazie, ciao, a domani.
Buonasera, signorina. Colonnello. L'ho sentita rientrare e allora mi sono Prego, permesso. le pare? Ecco, lei mi deve scusare tanto se mi permetto di ricordarglielo, ma non stavo più nella pelle. Ha potuto fare qualcosa? Ah, sì, non si preoccupi. Ho chiesto anche ad un amico e la settimana prossima ha detto che me ne portava un bel po'. Bene, bene. La ringrazio molto. Se lei sapesse, i francobolli mi fanno tanta compagnia. Sa quando si è solo. Va bene, allora. Buonanotte. Buonanotte. Di nuovo. Tale e quale in tutti i particolari. In un certo senso questo però ti può facilitare nelle indagini, no? Speriamo. Finora l'unica cosa che abbiamo scoperto è che quel segno è il simbolo della fecondità, appartiene a una religione orientale. Per il resto ho interrogato un paio di maniaci sessuali, ma il risultato è zero. Di un po'. Ma non ti viene l'idea che possa essere tutta una messa in scena di qualcuno che magari cerca di farsi passare per matto? E che invece è sano di mente? Beh, via. Dottore, Che c'è, Palumbo? qua ci sono scritti dei numeri telefonici. Ah, sì. Ma... Vediamo un po'. Palumbo, Comandi. proviamo un po' a farli, va, telefono. Va bene. È una parola. E il telefono dove sta? È questo il telefono, è moderno. Ah, mi pareva un rasoio elettrico. Palumbo, qui ci abitava una donna. Ah, già. 3, 2... Pronto? È Casa Pisani? Sì, Giorgio Pisani, lo scrittore. Non c'è. Non lo so, non è rientrato questa notte. Si è sbagliata, io sono tornato dopo mezzanotte, dormivo da un pezzo, non può avermi sentito arrivare. E dormiva ancora quando lei è uscito di casa questa mattina? A che ora, signor Pisani? Diciamo che saranno state le 7, più o meno. Quando abbiamo telefonato verso le 11, la donna mi è sembrata piuttosto imbarazzata. Che cosa aveva? Lo chiede a me, cosa vuole che ne sappia? Mi ha detto che il suo letto non era disfatto, strano, no? L'ho rifatto io prima di uscire. L'ha scritta lei questa dedica? Sì, l'ho scritta io, però... Però cosa? Questa dedica è una frase banale che adopero spesso per abitudine. Poco fa mi ha detto che non conosceva quella Tiffany. Però questo libro era in casa sua, in quella mansarda in cui lei afferma di non essere mai salito. È ancora sicuro di non averla conosciuta? Beh, spesso i libri finiscono sulle bancarelle e poi vengono ricomprati. Questo sembra uscito da una libreria, non è stato neanche sfogliato. Bene, Pisani, lei può accomodarsi. A proposito, secondo il perito, il delitto è stato commesso verso le 8. E casomai lei ricordasse di aver incontrato qualcuno stamattina fra le 7 e le 9 mentre veniva in città. Le pare possibile viaggiando in macchina? Avrà fatto benzina. No, buongiorno. Palumbo, Comandi. vieni qui. Alla scientifica. Va bene. Ah, riportami il fazzoletto. Eh? Sì, signore. Buonasera, professore. Non l'ho mica fatta aspettare. No, sono appena arrivato. Ho avuto delle noie al carburatore. Portalo dal meccanico. Va bene, senz'altro. Sei un po' sbattutella. Ma di un po', non sarà mica troppo esigente il professore. Ma figurati, per quello che sento quando faccio la... Dai, che ci provi gusto col professore. Ma d'altronde è naturale, è un bell'uomo, è elegante. Beh, sai, qualche volta, in quel momento... Hai visto? Ma io non sono mica geloso, sai. Anzi, mi dispiacerebbe se per te fosse un sacrificio. Ma a me non me ne importa niente di lui. Io voglio bene a te. E che io non te voglio bene. E se no chi farebbe tutti sti sacrifici per poter aprire l'istituto di bellezza e vivere tranquilli tutta la vita? Piuttosto,
Invece di fargli spendere tanti soldi per l'arredamento, i regali, te dovresti far dare più liquido, se no qua non ci riusciamo. Ah, non ti preoccupare, se è per questo c'è una novità per il professore, che sistema tutto. Sarebbe a dire? Ne parliamo dopo. Vabbè. Le stesse impronte che avevamo già rilevato sul libro, oltre quelle della vittima. E anche su uno dei 2 bicchieri. Bastava un'impronta sul tagliacarta e l'amico era bello e fregato. E invece quello l'ha pulita. Ecco, bravo, adesso ci hai lasciato le tue. Ma no, andiamoci piano. Io non accuso nessuno, se non ne sono più che convinto. Però c'è stato in quella maledetta mansarda. E quella Tiffany lui la conosceva. Perché avrà mentito? Mi aveva già chiesto se la conoscevo prima di mostrarmi il libro. E avevo detto di no. Abbiamo tutti il no facile con la polizia. E poi ci troviamo nei guai per una cretinata come questa. Comunque, non ti hanno più cercato e secondo me staranno seguendo una pista più interessante della tua. Vedrai. Sarà. Bel guaio mi ha combinato zia Marta dicendo che non ero rientrato quella notte. Ma via. Non devi assolutamente preoccuparti. Non basta la mancanza di un alibi per incriminare qualcuno di omicidio, occorre anche un movente. E tu che motivo avresti avuto per uccidere Oriana? Me lo dici? Nessuno. E allora? Di, che cosa voleva Fabrizio al giornale? Oh, che il direttore prendesse sul serio una sua idea, stupida come al solito. Cioè? Ma niente, una delle tante rubriche a carattere scandalistico. Visto che vi fate le confidenze, poteva dirlo anche a te che ha nel ventre il suo bel frutto della colpa, no? Per quale motivo? Non ce l'ho mica seminato io. Molto divertente per te, vero Elena? Tanto quella il casino lo combina a me. Pronto? Professore, la Elena, Sofia. rispondi tu per favore. È inutile, finché non parla con te, quella seguiterà a chiamare. Va bene, grazie tante. Grazie. Sì, pronto, sono io. Ma è proprio necessario che venga ora? Va bene, allora passo un momento in clinica, poi vengo lì, d'accordo. Ma dico io. Queste sono cose che succedono nelle migliori famiglie. Proprio a me doveva capitare una che si esalta all'idea della maternità e vuole gridarlo ai 4 venti. Quella è capace di combinarmi un guaio che non finisce mai. Questa devi metterla qui, non capisci? È quasi riuscito, non vedi? Se fossi al tuo posto farei 3 cose. Primo, la farei visitare per vedere se è vero che è incinta. Grazie tanto, cara, ho già pensato. Ho incaricato la dottoressa Franzi, la nostra ginecologa. Sofia lavora proprio con lei. Luigi? Dica, signore. Dammi quella giacchettina marrone per la leggera. Subito. Hai detto 3 cose, la seconda qual è? Cambierei il modo di vestire. Non vedi che è semplicemente ridicolo? Ridicolo, non capisco perché. Signore. È rigatino. Lo portava anche mio nonno questo. Appunto. Che c'è, allusione? La terza? Stai molto attento, Aldo. Ho rinunciato a tutto, anche ad avere un figlio, ma non sono disposta a perdere la mia dignità. Spiegati meglio, tesoro. Se quella fa uno scandalo e riempie i giornali, io non sarò dalla tua parte. Stronza. Buongiorno, commissario. Commissario? Aveva detto che erano amici. Non saremo proprio amici, ma neanche nemici. Tant'è vero che accettiamo il suo caffè. Del Gran Marnier? Che tra No, l'altro è grazie, ottimo. se c'è un po' di vino. Sì, come vuole. Allora, a cosa devo il piacere? A questa stupenda giornata. Bene. Se vuole la confessione di un commissario di polizia, caro Pisani, beh, lei oggi è il nostro alibi. Sì, con la scusa di venirla a trovare, noi ci siamo presi una mezza vacanza. Beato lei che vive fuori città. Qui è un gran bel posto, sa? E che bella ragazza, se mi è permesso. Certo che l'hai permesso, non è mica un'offesa. La signorina Alba Galli è un ospite. Mai mentire alla polizia, Giorgio. Piacere. Beh, si prende cura di mio figlio. Zia Marta ormai ha i suoi anni.
mentre io sono giovane e povera. Nessuna vergogna di dirlo. Devo lavorare se voglio arrivare alla laurea. Che facoltà? Ah, lei è un bravo poliziotto. Indovini? Medicina. Architettura. Non c'entra molto coi bambini, ma ho cresciuto 4 fratelli e in questo modo mi sono fatta una bella pratica. E poi qui mi trattano come se fossi una regina. E pensi che ho una stanza che è 10 volte più bella di quella che avevo a casa mia. E la stanza di sua zia dov'è? Sigaretta? Grazie. La stanza di zia Marta è dall'altra parte della casa. Sopra il garage? No, no. Il garage è qui sotto. Bene, arrivederci. Colombo? Chiedo scusa, eh. Va bene, io per mio marito trovo una scusa, tanto è facile. Non ti preoccupare. Lui. Pronto? Pronto? Signorina, quell'apparecchio tante volte non funziona. Venga qui che la faccio chiamare da quest'altro. Grazie. Prego. Se mi dice il numero. 3232. 2 volte? Sì, 2 volte. 32 32 41. Ecco il libero. Tenga. Pronto? È tornato il professore? Ha capito benissimo chi parla. Mi dia la signora. Pronto? Chi è? Cara, ma perché non la smette? Non è venuto? Ma non so, provi alla clinica. Faccia pure quello che vuole. Si impicchi, magari. Pronto, Aldo? Aldo? Pronto? Pronto, che parla? Altro che simulatore. Questo è un pazzo scatenato che vuole uccidere tutte le donne incinte. Ma quale incinta? Da quello che vedo questa qui non lo è affatto. Come? Non è incinta? No,
La tecnica è la stessa, come per le altre. Sì, sì, certo. L'ho riconosciuta subito. Sì, anche gli altri lavoranti. Sì, sì, siamo tutti sicuri. È proprio quella di ieri. Sì. Come? Devo venire in questura? E anche gli altri? Ah, va bene, allora vengo subito. Buongiorno. Ecco, su questa poltrona, signori, si sono seduti tutti grossi luminari. Questo è Pellegrini, quello del parto cesareo. Questo è Introzzi, un grande clinico. E questo qui, questo con la barba, è Forlanini. Quello dell'aeroporto. Già. Però non era un pilota, no? Era un clinico. Bene, torniamo alla ragazza. Sì, lavorava qui. Una brava ragazza. Non mi pare di averla vista ieri. O forse sì, ieri mattina. Ma nel pomeriggio le ha telefonato più volte. Ce l'ha detto la cassiera del bar. La cassiera? E cosa ne sa la cassiera? Si è ricordata il suo numero, che è facile. 32-3241. Ma forse mi ha telefonato per giustificarsi, visto che si era assentata senza permesso. Così almeno mi ha riferito la dottoressa Franzi. È normale che una dipendente le telefoni a casa. Ah, direi di sì, non trovandomi in clinica mi ha chiamato a casa, mi sembra logico. E lei non era né qui né a casa. È ovvio, direi. E dov'era? Ero andato a fare una visita fuori città, fra le 6 e le 6:30. E dopo? Ma scusi, commissario, sospetta di me? Vuole che le fornisca un alibi? No, era soltanto una curiosità. La curiosità fa parte della vostra deformazione professionale, come il riservo e la segretezza per noi medici. Altre domande, commissario? No, professore, grazie. Buongiorno. 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 Professore. La dottoressa Franzi. Grazie. Pellegrini. Mi marzagli. Dottore, ma sa che non l'avevo proprio riconosciuto? E beh, sa com'è qui a Pavia, in una clinica. Non avrei mai pensato che lei... Se per questo neanch'io avrei pensato che tu ti lascio a Roma che fai il magnaccia di professione e ti ritrovo qui a fare il portantino. Questo romanzo me lo devi proprio raccontare. Un romanzo era la vita che facevo a Roma. Sempre a combattere con la concorrenza, con la polizia. E così mi sono deciso a cambiare vita. Cioè, a fare il magnaccia qui a Pavia. Ma che dice, dottore? Mi sono messo a lavorare. Tu? Io. Certo che se è possibile mi risparmio un po'. E il principale che dice? Il professore? Ah, è tanto una brava persona, mi deve credere. Un padre. Ma li conosce i tuoi precedenti, questo padre? Veramente. E tu? Lo conosci bene, il professore? Ah, come no? Io faccio pure da autista. Facciamo due chiacchiere, va. Che c'è, dottore? Io non so niente, dottore. Da chi ho saputo che Sofia fosse la sua amante non ha importanza. Risponda invece alla mia domanda, la prego. Il professore mi aveva chiesto ieri mattina di visitarla e io contavo di farlo nel pomeriggio. E perché non subito? Beh, ecco, il professore mi ha pregato di non farle capire che era lui a volere che la visitassi e davvero non sapevo come regolarmi. Sofia non era una stupida, tutt'altro. Capisco. Dunque, lei non l'ha visitata. E il professor Betti non sapeva che la gravidanza di Sofia era una menzogna. Però lo sospettava. Già. Bene, grazie. Mi scusi il disturbo. Palumbo? Che Sofia fosse la mia amante lo sapevano cani e porci qui dentro. Ma che mi avesse detto di essere incinta lo sapevamo soltanto io e te, dottoressa. E tua moglie, professore? Beh, sì, è vero. Mia moglie, già. Lo sapeva anche lei. Loro troveranno ridicolo che una moglie parli di suo marito come se lo avesse sposato ieri. Ma no, anzi, è molto bello. È invidiabile. Sapesse la rabbia che faccio a tutte le mie amiche. Sì, lo credo bene. Se dà retta a mia moglie, commissario, finirà per convincerla che è una grande ingiustizia che non mi abbiano ancora dato il premio Nobel. Non è ben chiaro se come pediatra o come marito, ma in fondo questo è un dettaglio.
Lieto di rivederla, commissario. Vorrei parlarle, professore. Ma certo, ti dispiace, tesoro? No, prego. Si accomodi. Grazie. Allora, mi dica, signor commissario. Vedo che la morte di Sofia non le ha tolto il buon umore. Perché cosa dovrei fare, scusi? E poi davanti a mia moglie non mi pare il caso. Comunque vorrei chiarire subito, signor commissario, che fra me e Sofia non si trattava di un grande amore. Era così, una distrazione, un diversivo, diciamo. Ma lei aveva la chiave dell'appartamento. Quale appartamento, scusi? Professore, lo sa benissimo. L'appartamento dove lei si incontrava con Sofia. No, mai avuto nessuna chiave. Bene, grazie. E mi scusi, professore. Prego. Palumbo. Professore. Vanno già via? Sì. Luigi, accompagna i signori. Arrivederla, i miei rispetti. Arrivederla. Villano. Ciao. Addio. Recita bene la signora, eh? Il bottone, Palumbo. Che bottone? Ma questo bottone. Ti sei messo nei guai, vero porco? Lui non aveva la chiave, povera Stella. Elena, che ne sai tu di quella chiave? Cosa c'è da sapere? Che non ce l'ho più. Non l'ho più trovata. Disgrazia, diciamo, me ne sono disfatto. Sa, quelle cose che si fanno così, distinto. Ma è proprio tanto importante questa chiave? Sì, è molto importante. Vede, quando Sofia è stata assassinata era completamente nuda, stava per fare il bagno. Se fosse andata ad aprire a qualcuno si sarebbe messa qualcosa addosso. Beh, sì. Ah, dimenticavo. La serratura non è stata forzata. Signor commissario, è la seconda volta che me lo chiede. Sospetta di me? Devo fornirle un alibi? Sì, questa volta, professore, non mi dispiacerebbe se me ne fornisse uno. Bene. Quel pomeriggio Sofia mi aveva telefonato insistentemente, voleva un appuntamento, a tutti i costi. E io gliel'ho dato alle 7 in quel bar. Michelangelo. Complimenti, commissario. Però prima sono dovuto andare a visitare il figlio di un amico che sta fuori città. Ci sono rimasto fin quasi alle 7. E poi? E poi ho ripreso la macchina per tornare in città, però durante la strada la macchina ha avuto un guasto. Vede, commissario, io guido poco, malvolentieri, non mi intendo di motori. Allora ho telefonato a un portantino della clinica, un ragazzo che qualche volta mi fa da autista. Insomma, fra arrivare, accomodare la macchina, eccetera, è passata più di un'ora. Ormai, scusi, ormai per l'appuntamento era tardi, e allora, scusi. Allora mi ha riaccompagnato in città lui, verso le 8:30. Confermerà tutto, sa. È un bravo ragazzo, si chiama... Franco Pellegrini. Esatto, lo conosce? È un pregiudicato. Sfruttamento della prostituzione e altri reati. Visto che sorprese si hanno con la gente. Ma pensi solo per un istante, se lei non avesse detto la verità, in quali mani si sarebbe messo. Ma lei non ha motivo di preoccuparsi. Vero, professor Betti? No, invece mi preoccupo molto, signor commissario, certo. Ora che mi ha detto questo, perché la polizia, la stampa strepita, la città è terrorizzata, io... Un pregiudicato potrebbe trovare utile, no? Cosa dice? Accusare un innocente per tentare di salvare qualcun altro. Succede, no? Tutto vero. I superiori mi rompono i coglioni dalla mattina alla sera. E uno come Pellegrini sarebbe capace di tutto. Ma l'uomo che io incriminerò sarà il vero assassino e non il primo che capita. Su questo può contarci. Bravo commissario. Ci conto. Buongiorno. Lo sai che la moglie del professor Betti è stata in manicomio? Tentata strage. Aveva una quindicina d'anni. Ha tentato di fare fuori tutta la famiglia. Bel colpo, no? E per fortuna che aveva usato un veleno per i topi, così non è morto nessuno. E l'hanno tenuta chiusa in un manicomio per parecchio tempo. Parecchi anni. Ecco la bambinaia. È proprio il tipo di donna che fa per me. Dici di no? Beh,
Hai ragione. Hai più diritto tu di consolarti. Mia moglie è viva, anche se è un pezzo di ghiaccio. Buongiorno. Buongiorno. Si può vedere? A chi somiglia? A te no. Ad Erika nemmeno. Ma questo qui non somiglia proprio a nessuno. Dottor, se vuole ricomincio da capo, ma è la quinta volta. E poi divento monotono, è come un disco incantato. Vabbè, stavo a lavorare quando mi telefona il professore. Saranno state 7:10. Mi dice, Pellegrini, sto fermo con la macchina. D'accordo, ho capito. Va avanti. Permette, dottor? Vabbè, ormai lei lo sa. Tra me e Sofia c'era una relazione sentimentale. E le pare che io darei un alibi a chi ha ammazzato la donna mia? Che ti passava pure i soldi. Ma che soldi, commissario? Qualche aiuto, qualche piccolo prestito. Il fatto è che le volevo bene. Era affettuosa, bella. E faceva tutto quello che le dicevi tu, eh? Come dire a Betty che era incinta, per spremerlo meglio. Ah no, quella è stata un'idea sua. A me non mi sarebbe mai venuto in mente. E poi Sofia non poteva avere figli. Sei sicuro di quello che dici? E come no? E quando facevo l'amore sono sempre andato tranquillo. C'aveva... Me lo disse subito, appena ci siamo conosciuti. C'aveva una cosa di nascita, una cosa congenita. Non mi ricordo la parola esatta, ma lo feci spiegare in clinica. Perché non l'hai detto alla polizia? Dirlo alla polizia? Ma no, è solo un'idea, niente di preciso. Potrei metterli su una strada sbagliata. D'accordo, allora parliamone un momento. Posso essere da te fra un'ora? Qui, in clinica? No. Senti, qui è come se mi sentissi sorvegliata. Va bene, ora qui. Allora a casa tua, ci sarò anche prima. No, nessun disturbo. Non finisci di mangiare? Ah, no. Lidia non è tipo da spaventarsi per una sciocchezza. Ma spaventarsi di che? Lidia! 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 Giorgio. Lidia! Ha tolto la luce. Lidia! Ma che è successo? Ero appena rientrata, mi stavo cambiando.
Prima forse era una supposizione, ma adesso è una certezza. Sofia lavorava con me, avevamo le stesse cose sotto gli occhi. Sono sicura che è stata uccisa perché si è accorta di qualcosa. Qualcosa che potrei notare anch'io. Vuoi dire alla clinica? Sì. Beh, non verrà un portento di fasciatura, ma vedrai che zia Marta te la saprà fare meglio. Marta? Sì, vieni via con me. Se tu resti qui, quello ci prova un'altra volta. Non posso, Giorgio. Tu stai troppo lontano e io ho la clinica. No, no. Tu lì non ci devi tornare. Manda tutto al diavolo e pensa di più a te stesso. Non ti preoccupare, telefoniamo a Fabrizio domani. E dove? Sai da quanti giorni non lo vedo? Ho perso il conto. E anche l'abitudine di considerarlo un marito. Vuol vedere il bambino? Sì. Chi è? La bambinaia? Ridammi la sigaretta. Ridammi la sigaretta. Vieni qui. Andiamo molto meglio oggi. Certo, va meglio, sì. Mangia. Gliel'avevo detto che non era niente. Sì. I bambini vanno spesso soggetti a inappetenza. Mi porta a Sant'Angelo? Volentieri. Ho pensato di andarci nel pomeriggio. Una paziente all'8° mese vuole che la visiti. Fa come vuoi. Non vado in clinica. Che pericolo posso correre a Sant'Angelo? E poi ci sono anch'io, no? Beh, tu hai dimenticato che zia Marta va a trovare i suoi. Fino a dopodomani il bambino sarà un affare tutto tuo. Beh, sarà per un'altra volta. Vuol dire che farà a meno della guardia del corpo. Beh, non ti scordare quella serata soltanto perché ora te ne stai qui al sicuro. Come potrei? Quando si è vista la morte negli occhi, rimane impressa. A proposito di quella sera... Sì. Non lo so. C'è qualcosa di strano, qualcosa che mi sfugge. Che cosa? Se lo sapessi. È andata già via, Lidia? Sì, da parecchio. Senti, lo so che hai una serata noiosa davanti a te. Ma anch'io, sapessi che gioia. Una cena in casa di un editore. Ma tu che cos'hai? Niente. Come niente? Te lo dirò un'altra volta. Adesso va, che fai tardi. Ciao. Giorgio? Sì? Sono incinta. Ma dai, su, non fare quella faccia. Se permetti tra i due sto peggio io che te. Perché che cosa c'entro io? Ma come che c'entri tu? Mi sbaglio o da qualche settimana facciamo l'amore? Sì, ma... Ma potresti non essere stato tu, vero? È questo che volevi dire? Beh, io veramente... Ho capito. Anche se da quando sono arrivata non mi sono mai mossa da qui, sei così egoista e hai tanta paura di comprometterti che preferisci giudicarmi una puttana. No, io non ho detto questo. Guarda che io non ho nessuna intenzione di incastrarti. Ho solo 20 anni e non penso minimamente di legarmi. Voglio vivere la mia vita. Se te l'ho detto è stato solo perché trovassi un medico per farmi levare da questo impiccio. Fammi capire bene.
Tu aspetti un figlio da me. Ah, finalmente te ne sei reso conto. Senti, io non ci vado da Valsecchi. Adesso li telefono e gli dico che non ci posso più andare. No, invece ci vai, perché è una cosa importante. E poi io voglio rimanere sola per riordinare un po' le idee. Ne ho bisogno, credimi. Ciao. Giorgio è in casa? No. E quella lì mi si mette a scrivere libri di cucina. Ma io ci dico, cara signora, la cucina... la cucina è una cosa seria. La culinaria è veramente un'arte, sa. Non è mica il cinematografo. Dico, un po' di dignità o no? Signora, scusi, ma con queste tettone? Ehi, Pisani, non vorrà mica farle la spia che ho parlato male del suo libro, eh? Prego? Ah, no, sto telefonando a casa. E non risponde nessuno? No. È molto strano. Pericoloso. Giorgio mi conosce bene. Sono il fratello di Erika. Beh, un fratello bastardo. Però ci siamo sempre voluti bene, noi due, io ed Erika. A proposito, sa niente di una busta che Erika aveva preparato per me? Ah, sì.
Giorgio mi ha parlato di una busta, ma parecchio tempo fa. Già, Fabrizio me ne aveva parlato da un bel pezzo. Ma chi crede a quello? Capace che voleva farmi litigare con Giorgio. È uno che mette zizzania, sa. Lei lo conosce? Beh, poco. Tutto il contrario della povera Erika. Viscido, non si sa cosa vuole. Me è pure balordo come uomo. Sì, ma la busta? Mi ha telefonato Giorgio di venirla a prendere. Ci saranno soldi, penso. La povera Erika lo sapeva che ne ho sempre bisogno. Posso vedere il bambino? Ma adesso dorme. Beh, un'altra volta allora. Non voglio fare guai. Si è fatto tardi. Devo proprio andare. A quest'ora la mia hippie è capace di avermi già sostituito. E la cosa, insomma, sì, mi seccherebbe. Mi dispiace per il bambino, ma se si sveglia piange. No, ci mancherebbe altro. Beh, ciao. Ciao. Ci vediamo uno di questi giorni. Telefona domani. In caso mi faccio lasciare quella busta da Giorgio. Sì, sarebbe proprio un bel colpo. Dica, Pisani. Non sarà mica preoccupato perché a casa sua non risponde nessuno. Mi pare semplice. Avranno staccato il telefono. Potessi farlo anch'io in ufficio. Pum, pum! Sei un uomo morto! No, mi ha sfiorato. Cadi a terra! Non mi hai preso. No, ti ho preso! Non è vero. Casca! Non hai più scampo, penna bianca! Incosciente! Hai visto cosa hai combinato? Ma lo sai quello che conta? Date a letto, dai, a letto. Oh, sono quei selvaggi dei miei figli e io che speravo che stessero dormendo. Siete in casa? È saltato da lì. Sono incinta. Ma questo qui non somiglia proprio a nessuno. La strage degli innocenti. Ma perché? Chiedo scusa, ma devo andare via subito. È una cosa urgente. Ma cos'è che gli è successo? Mo. È strano, non ha mai fatto così. Chi è? Sono sempre io, mi ero dimenticata una cosa. E per il bambino? Si gonfia. Beh, Ma- non è un granché. Non dovevi. Ah, è un omaggio della Rinascente. Grazie. Sofia non era una stupida, tutt'altro. Grazie tante. Giorgio?
Giorgio, sei tu? Giorgio? Ma chi è? Giorgio, sta attento a una cetta. Lidia, tu hai ucciso Erika. Sì? Perché l'hai fatto? Perché ti amo, Giorgio. Ti ho sempre amato. E anche le altre le ho tutte uccise io. E nessuno mi ha mai scoperto perché ho pensato a tutto con questo. Col mio cervello. E quel bambino è mio. Sì, Lidia. E invece no, non è mio. Perché io sono sterile, non tu, Giorgio. Io non posso avere figli. E allora devo ammazzare tutte quelle che possono avere bambini. E adesso devo uccidere anche Alba, perché è incinta. Le ho fatto io le analisi. Lidia. Temevo di non arrivare in tempo. Per fortuna lei mi ha preceduto. Palumbo? Eccomi, dottore. Fa venire un'ambulanza dalla Neuro. Poi telefona a questo numero. Digli che abbiamo preso l'omicida, Lidia Franzi, e che abbiamo bisogno di lui. Quei vasi erano rimasti miracolosamente intatti sul suo davanzale. E ho capito che Lidia aveva simulato l'aggressione. Allora ho avuto una gran paura e sono corso subito a casa. La mia strada è stata più lunga e più penosa, però mi ha fatto scoprire un altro omicidio. Lo so. Quello di mia moglie. Già.
Io avevo saputo che Lidia Franzi non poteva avere figli e in più qualche maligno mi aveva detto che era innamorata di lei. Inoltre sua moglie era morta proprio di parto e mentre c'era la Franzi ad assisterla, soltanto lei e nessun altro. Sì, erano sospetti vaghi, ma che mi hanno spinto a chiedere segretamente un'autopsia di sua moglie. Contavo sulla speranza che anche su di lei l'assassino avesse in qualche modo lasciato il simbolo della fecondità. E infatti si è trovato. Sul pube, inciso frettolosamente e in maniera piuttosto rudimentale. Voleva vedermi, commissario? Eccomi qua. Ah, sì, professore. Ho incrociato l'ambulanza della Neuro. Francamente non saprei cosa fare per la dottoressa Franzi. Non è il mio campo. Buonasera. Buonasera. Ma non è per questo che l'ho disturbata. Prego, si accomodi. Grazie. Certo che per la Franzi credo che nessuno possa farci più niente. Vorrei invece che lei mi aiutasse a chiudere l'ultimo anello di questa orrenda serie di delitti. Sto parlando dell'assassinio di una persona che lei ha conosciuto molto bene, Sofia. Sofia? Non capisco. È stata uccisa in modo orrendo come tutte le altre. Infatti, ma non da Lidia Franzi. Ah no? Sofia non poteva avere figli e Lidia lo sapeva, gliel'aveva detto Pellegrini, l'uomo del cuore di Sofia. Quindi le cose non quadrano più. Lidia Franzi non aveva alcun motivo per uccidere Sofia. Perciò l'assassino è un altro. È qualcuno che, credendo che Sofia fosse incinta, si è liberato della ragazza, convinto che anche il suo delitto sarebbe stato addebitato al maniaco. Lei, commissario, ha qualche idea su chi possa essere questo qualcuno? Ma gli uomini di Sofia erano due, lei e Pellegrini. Pellegrini sapeva che la gravidanza era una bugia e in più non aveva certo interesse a liberarsi della donna che lo manteneva. Perciò io lo escluderei, anche se non ha un alibi. Ah, Pellegrini non ha più un alibi? Ah, già, è vero. Tutti e due avevate lo stesso alibi. Quella storia del guasto alla sua macchina e Pellegrini che è venuto a prenderla. Beh, quella storia non sta in piedi. Ah, ho capito. Avete fatto dire a Pellegrini quello che vi faceva comodo. Ma lei non penserà che è questo, commissario? No, Pellegrini ha tenuto duro fino all'ultimo. È solo che abbiamo scoperto che quel pomeriggio la sua macchina era dal meccanico per noie al carburatore. E quindi qualcuno non ha detto la verità. Beh, allora, commissario, in sostanza che cosa conclude? Niente. Vorrei solo mostrarle una cosa. Sono suoi questi guanti? No. È strano, perché sua moglie sostiene il contrario. Fa entrare. Era tanto sicuro di se stesso e di me che li ha lasciati lì, nel garage, senza nasconderli, come se niente fosse. Brutta figlia di mignotta.